Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3 Nord-Est. Molte le notizie di cronaca di quest'oggi, a partire da una violenta rissa che c'è stata ieri sera a Padova, ed ora un uomo, uno straniero, è ricoverato in fin di vita all'ospedale, ma poi c'è stato un colpo, l'ennesimo, in una nota gastronomia di Treviso. Tra poco ci collegheremo con i nostri inviati per tutti gli aggiornamenti, ma poi quest'oggi torneremo a parlare della protesta dei balneari che ha di fatto spaccato il sindacato, tant'è che questa mattina gli ombrelloni chiusi si sono visti soltanto nel litorale sud della nostra regione, nella spiaggia di Sottomarina, mentre in tutto il litorale del Veneto orientale le sigle sindacali hanno deciso di non aderire. Questa e tante altre notizie nel corso di questa prima edizione dei nostri telegiornali, ma andiamo subito a Treviso perché vedo che abbiamo in collegamento il nostro Christian Arboit con la collaborazione tecnica di Simone Merlo per parlarci di questo ennesimo colpo che si è verificato proprio in pieno centro città. A te Christian, buongiorno. Buongiorno Marta, e a te, a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Dicevi bene, l'ennesimo colpo, l'ennesimo furto in centro ai danni di una attività. Qui con me c'è Alessandro Albertini, che è titolare di questa gastronomia molto nota, la gastronomia Le Papere di Borgo Cavour. Siamo appunto in pieno centro, siamo in Borgo Cavour e questa notte appunto in questo locale si è introdotto un malvivente che probabilmente voi già conoscete, perché è il secondo furto, e questo va sottolineato, il secondo furto che subite in una settimana. Esattamente una settimana fa un altro ladro si era introdotto nel vostro locale di Carità di Villorba. Esatto, sì, è il secondo episodio in 8 giorni, il primo appunto a Carità di Villorba, dove questo malvivente la volta scorsa è incappucciato, quindi difficile da riconoscere, ha forzato la porta ed è entrato prelevando gli incassi degli ultimi giorni, il fondo cassa, insomma tutte queste cose qua che a seguito di questo episodio ci siamo chiaramente premurati poi di fare in modo che non ci siano più contanti eccetera all'interno dei punti vendita, fortunatamente, perché appunto questa notte si è ripetuto il fatto, anche se poi il malvivente se n'è andato a mani vuote, ha portato via qualche dispositivo tecnologico che ci serviva in realtà per il sistema di cassa, ma ci siamo già riorganizzati con delle nuove cose, quindi siamo già pronti, subito operativi per riaprire, insomma. State già accogliendo i clienti, insomma, quindi resta però il fatto, 2 colpi in una settimana, certo. E lei ha detto no, questa volta ci metto la faccia e denuncio. Esatto, anche pubblicamente. Esatto, che è una cosa che invitiamo comunque tutti a fare, perché poi sono sempre degli aiuti per le forze dell'ordine per mettere dove meritano queste persone, insomma. Tra l'altro vedendo che il malvivente appunto non ha nemmeno utilizzato guanti, tra l'altro anche a volto scoperto, quindi poi faremo anche circolare con piacere le immagini della persona, e è stata chiamata la scientifica che ha rilevato le impronte che poi appunto la polizia metterà in confronto con altri furti avvenuti, probabilmente anche lo stesso di Carità. La fisionomia della persona sembra la stessa, anche se di là c'è un cappuccio un po'. Poi questa sera vi mostreremo anche il secondo video, probabilmente ora stanno mandando in onda il video relativo a questa notte. Veniamo proprio alla cronaca, al racconto. L'uomo, il ragazzo che vedete, perché comunque è un giovane, che è entrato questa notte, è entrato da questa finestra, ha forzato quindi questa finestra, Albertini, no? Esatto, sì, ha forzato il serramento, probabilmente con un piede di porco, stessa dinamica esatta avvenuta la scorsa settimana nell'altra nostra gastronomia, appunto. Ecco, entriamo, Simone, se possiamo, quindi vi mostriamo proprio la traiettoria che poi è stata imboccata da questo delinquente, che è entrato da questa finestra che dà per l'appunto su via Mura di Sant'Eonisto, una delle vie principali della città. Si è introdotto all'interno del locale, ha percorso
questo tratto, questi 20 metri che separano il magazzino dalla zona delle casse, e poi ha agito indisturbato in questa zona, e quindi anche le immagini che state vedendo sono relative appunto al colpo messo a segno in questa zona. Esatto, esattamente. Niente, come dicevamo, noi ci siamo già riorganizzati con tutto, quindi non ci resta che aspettarvi qui per una buona frittura. Quindi lei dice, però insomma, al di là di questo, 2 colpi in una settimana sono tanti, sono sì, troppi. Ma non ci facciamo non li avevate da niente, da nessuno, sempre operativi. Ripeto, invitiamo tutti a segnalare sempre questo tipo di fatti, perché è l'unico modo di aiutare le forze dell'ordine nell'acciuffarli. Ecco, nel pomeriggio, tra l'altro, Alessandro andrà in polizia per formalizzare la denuncia, quindi porterà anche la chiavetta con le immagini che state vedendo. Ovviamente nelle immagini che state vedendo a casa il volto è coperto, lo abbiamo coperto perché chiaramente, però il volto si vede molto molto nitidamente. Anche questo è un aspetto, cioè non si è fatto nessuna remora, anche perché qui la telecamera, Simone, grazie mille, si vede molto molto bene, Marta, anche questo è un aspetto. Piuttosto visibile, infatti veramente non ci si spiega come. Ma quindi troppo sicuro di sé questo ladro o sprovveduto? Probabilmente preso dall'arroganza della riuscita del primo colpo, non si è fatto intimidire. A mio avviso queste sono persone che studiano gli ambienti prima venendo da clienti, osservano probabilmente questa telecamera che è poco visibile dal lato cliente, gli è sfuggita, insomma, tutto qui. E questo potrebbe essergli fatale, almeno così, e speriamo insomma che venga assicurato alla giustizia. Grazie Albertini, grazie. Grazie mille, grazie a voi. Buon lavoro. Allora Marta, per il momento da Treviso è tutto. Potrebbe essere, questo lo aggiungo io, un ladro seriale. Con Simone Merlo stiamo appurando altri fatti che starebbero emergendo in centro città, altri furti quindi perpetrati negli ultimi 10 giorni. Per il momento però da Borgo Cavour è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie, naturalmente buon lavoro a te e a Simone, anche perché se ce la fate torneremo a collegarci nel corso del nostro telegiornale nuovamente con voi per un'altra vicenda di cronaca che sta davvero scuotendo la provincia di Treviso, ed è quella dell'ennesimo fatto vandalico, raid vandalico messo in atto da delle baby bulle che hanno picchiato delle ragazzine e addirittura se la sono presi anche con il papà che era intervenuto per difenderle. Mi sembra di sentire, ma fatemi sapere dalla regia se abbiamo in collegamento in diretta da Padova Anna De Roberto. Ecco, la vedo nel preview. Andiamo quindi a Padova, ne parlavamo in apertura di questa edizione di TG, c'è stato un violento fatto di cronaca, una rissa tra stranieri e un uomo era finita a casa di un cugino. Anna, ti vediamo in collegamento. Sì, eccoci Marta. Eccoci Marta, buongiorno. Sì, siamo proprio qui dove è avvenuta la rissa, siamo in via Gli Appelli e abbiamo con noi una residente che è un po' la memoria storica di questa che da tutti viene definita una zona franca. Riassumendo Marta, ieri sera intorno alle 23 qui vedete c'è una specie di muretta, questa è la Banca Intesa San Paolo, 2 pakistani si sono fermati, hanno iniziato a bere insieme, c'è un cimitero di bottiglie, di tappi di bottiglia qui alle mie spalle, quindi insomma è comunque un posto dove tante volte le persone si siedono a bere. Noi siamo circondati da bar che chiudono alle 2, quindi gli alcolici vengono serviti ben oltre la mezzanotte. Si sono seduti, hanno iniziato a discutere probabilmente in preda ai fumi dell'alcol e poi da lì insomma è partita la rissa, probabilmente anche per futili motivi Marta, ma è stata una rissa talmente violenta che l'uomo è finito, uno dei 2 è finito al pronto soccorso, in questo momento lotta tra la vita e la morte. Gli è stato sferrato un pugno in pieno volto, è caduto a terra ed è andato in arresto cardiaco. Fortunatamente l'ospedale si trova davvero qui accanto a 200 metri, quindi i soccorsi sono stati immediati. L'uomo è stato portato
in pronto soccorso. In questo momento sono davvero le notizie di pochi minuti fa, è in terapia intensiva, la sua prognosi è riservata ma le sue condizioni sono gravi. Qui abbiamo con noi un residente che appunto, come vi dicevo, ha la memoria storica di quello che accade qui. Lei l'ha definita una zona franca perché non è la prima volta e non sarà l'ultima. Perché ognuno fa quello che vuole, dai giovani che bevono fino alle 3 di notte e fanno casino, la cosiddetta movida, agli spacciatori che adesso fanno i padroni del territorio, non hanno nessun timore di spacciare. Lei ha visto spacciare sotto casa sua? Madonna, tu visto, e io ce li ho sotto, cioè, lo sanno tutti, ce li ho sotto, cominciano alle 7 di sera e finiscono, prima finivano all'1 2 di notte, adesso vanno fino alle 3 e addirittura, non avendo più timore di niente, urlano, fanno concerti, sentono musica araba a tutto volume alle 3 e 4 di notte, cioè loro sono i padroni, non hanno timore, non hanno timore. Quindi a lei non stupisce quello che è accaduto ieri sera qui? Io non so bene, cioè, che questa sia una zona franca, che possa succedere di tutto, ormai lo temiamo, noi residenti siamo in attesa, timorosa attesa di eventi disastrosi, cioè qui non si capisce più niente. Marta, alcuni mesi fa, proprio lì, ci riferisce il signor Vittorio, c'è stato un accoltellamento. Diversi anni fa, qui esattamente nello stesso posto, una rissa a colpi di colli di bottiglia e ci sono stati 2 morti. Ecco, quindi 20 anni fa. Allora, voi avete scritto, avete fatto centinaia di telefonate a polizia e comune? Centinaia, migliaia, non centinaia. Noi abbiamo avuto incontri con un po' tutti, assessori, polizia locale, tantissimi. Ci sono decine e decine di esposti che datano dal 2015, da quando l'intelligente signor Bitongi, il sindaco, ha liberalizzato l'apertura dei bar, autorizzato a chiudere alle 2 di notte, senza capire che questo è un po' come l'apertura del vaso di Pandora, perché il casino è successo da allora. La cosiddetta movida, che riguarda non gli studenti, questo è un equivoco da eliminare, ma riguarda una banda di giovani così extracomunitari. No, non sono extra, questi sono italiani, sono tutti italiani questi qua della movida, non c'è di extracomunitari, per carità, sono due quote distinte, due parti distinte. Questi fanno casino fino alle 2-3 di notte senza rispetto alcuno per i residenti, urlando, bevendo, perché il problema è anche che bevono alcolici e c'è una deriva alcolica giovanile. Questo dovrebbero capire i nostri assessori e tutti quelli che vadano al CERT a Padova a farsi dare i numeri dell'alcolismo, vadano in pronto soccorso a Padova a sapere quante arrivano in precometilico o cometilico. È un problema serissimo. Noi abbiamo questi 2 problemi, quindi lo spaccio e la cosiddetta movida, insomma. Allora i bar devono chiudere a mezzanotte, perché solo così ci comincia a essere un po' di ordine. Sì, ecco, Vittorio Corrado si fa portavoce di questa richiesta. Ci vuole più polizia, più presenza, perché questo non deve più sentirsi padrone. Eliminare lo spaccio è un'impresa, ma spacciare con discrezione è quello che vogliamo noi. Noi non chiediamo mica che spariscano, ma che facciano in maniera discreta e non in questa maniera indecente e pericolosa. Insomma. Ecco, vedi Marta, grazie Vittorio. Marta, potete capire, no, il livello di frustrazione anche dei residenti che ormai denunciano questa situazione da anni. Qui siamo a poche centinaia di metri dal portello, un'altra zona della movida, alle mie spalle c'è la biblioteca. Dicono tutti che questa è la zona di ingresso all'università, a fisica, ingegneria e così via, che questi spadroneggino in questa zona di ingresso è pericolosissimo. Alle nostre spalle c'è un'aula studio, la famosa aula studio di via Iapelli. La famosa è quella, il pollaio. Questa è un'altra, ne sono 2. C'è un'altra aula studio, quindi insomma gli studenti, l'aula studio che rimane aperta anche la sera e poi appunto questi locali, Marta, che sono aperti fino alle 2 di notte. Ieri è bastato un attimo aver bevuto troppo e è scattata la rissa, però questa volta c'è un uomo davvero che sta lottando tra la vita e la morte e quindi le sue condizioni sono davvero molto molto gravi. Noi ci fermiamo. Le sintetizzo la situazione. Sei ancora un paio di minuti, Marta, il signor Vittorio? Con quello che è successo a me 1 o 2 anni fa, io abito all'inizio di via Berzoni, rientrando in casa con mia moglie alle 11 di sera, ho trovato uno spacciatore che pisciava sulla colonna, cioè davanti a casa mia. Ho protestato, sa cosa mi ha detto lui? Qua pisciano tutti, il che voleva dire che pisciavano i clienti dei bar e così via a tutte le ore di notte, quindi zona franca, evviva tutti liberi. Capito? Grazie Vittorio per la sua testimonianza, grazie. Marta, è tutto qui da via Iapelli, avete sentito insomma
i residenti che cosa stanno provando, il livello di frustrazione che c'è ed è evidentemente molto palpabile. Grazie Anna per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Allende. Noi ora apriamo una parentesi sul mare prima di ritornare nuovamente alla cronaca, perché vi dicevamo oggi è la giornata del cosiddetto sciopero degli operatori balneari, una protesta che però ha diviso appunto gli operatori veneti. Ci spiega tutto in diretta da Sottomarina Filippo Fois con il nostro Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Filippo, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Intanto vi presento subito il nostro ospite che è Leonardo Ranieri, vicepresidente nazionale del SIBI, il Sindacato Italiano Balneari. Noi ci troviamo nella spiaggia di Sottomarina ed è una delle spiagge venete in cui c'è stata quella che è stata definita la protesta gentile. Gli ombrelloni sono rimasti chiusi dalle 7:30, mi pare? Sì, buongiorno a tutti. Dalle 7:30 alle 9:30 abbiamo aderito all'opera di sensibilizzazione, alla manifestazione che prevedeva questo sciopero gentile in cui in queste 2 ore, dalle 7:30, che è l'orario normalmente in cui si aprono gli stabilimenti balneari, alle 9:30 abbiamo tenuto chiusi gli ombrelloni, seppur garantendo tutti gli altri servizi, quelli di salvataggio, quelli di ristorazione, servizi diciamo igienici e quant'altro. Solo Il centro della protesta, la protesta è stata gentile, tra l'altro chi arrivava, i mattinieri, poi gli avete offerto anche la colazione in maniera intanto che attendessero che terminasse questa manifestazione. Al centro c'è la Bolkestein che rimette in gioco le concessioni demaniali. È una legge che più o meno bisognerà fare. Voi non è che siete proprio contro la Bolkestein, che oramai dovrà essere applicata, e sul fatto che per esempio se lei, che è un operatore balneare, dovesse cedere la sua attività, arrivino degli indennizzi. Sì, fondamentalmente è questo che noi chiediamo allo Stato, una legge di riordino della materia, seppur nel rispetto delle norme europee, questo ormai è acclarato, ma è chiaro che dobbiamo pensare a tutto quello che abbiamo costruito, investito in questi decenni, perché la nostra balneazione è una balneazione che supera i 100 anni dal punto di vista del servizio che viene dato ai nostri clienti, e quindi quello che di cui abbiamo bisogno è che sia garantita la continuità di impresa, che sia garantita nell'eventualità che qualcun altro arrivi a gestire la nostra concessione nel futuro, ci venga dato un equo indennizzo per l'impresa che abbiamo realizzato e per quello che abbiamo realizzato. C'è stata una buona adesione un po' in tutta Italia. Il Veneto però risulta spaccato in 2, perché qui per esempio a Sottomarina come a Rosolina c'è stata un'ampia adesione, le spiagge invece del Veneto orientale non hanno partecipato. Sì, questo purtroppo è un tema che anche in altre regioni, diciamo in alcuni casi c'è stata questa divisione anche per diciamo ideologie diverse. Noi nel Veneto abbiamo anche una situazione un po' diversa. Rosolina e Chioggia hanno una conformazione territoriale, seppur nell'applicazione che è stata anche qui molto massiccia della legge 33 veneta, ha permesso ed è conformata in modo diverso. Le imprese sono più singole, più diverse da quelli che sono i consorzi che sono nati per esempio negli arenili di Caorle, di Jesolo e in maniera diversa a Bibione, che gestiscono la spiaggia in una maniera più consortile. Noi, essendo più singoli, abbiamo situazioni diverse, alcuni hanno applicato la 33, alcuni non l'hanno applicata, e quindi per solidarietà nei confronti di tutti abbiamo aderito alla manifestazione nazionale. C'è da dire in conclusione di collegamento che il messaggio deve essere arrivato fino a Roma, perché erano previste altre 2 iniziative analoghe nel mese di agosto che sono state ritirate perché secondo indiscrezioni il governo sarebbe pronto a muoversi e ad ascoltare appunto le richieste di questi operatori balneari. Noi ringraziamo Leonardo Ranieri, vicepresidente nazionale del SIB, e restituiamo la linea allo studio. Grazie. Grazie a Filippo Fois. Noi ora torniamo alla cronaca e ritorniamo a Padova, perché Francesco Ratai ci racconta la storia dell'ex campione di ciclismo, ora titolare di un negozio di biciclette, Giorgio Morbiato, che addirittura dopo l'ennesimo furto è costretto a dormire all'interno del proprio negozio. Sentiamo.
Sì, buongiorno da Albignasego, siamo nel negozio del signor Giorgio Morbiato, che è un negozio di biciclette che è stato saccheggiato, razziato da questi predoni che con un'auto sfondano la vetrina e portano via il più velocemente possibile quello che trovano. Quello che trovano sono biciclette molto belle, molto importanti e molto di valore, signor Giorgio. Il signor Giorgio è anche stato campione del mondo di ciclismo, quindi una vita spesa su pista, ci tengo a dirlo, su pista. Ecco. Io ero un pistar da giovane, non uno stradista e cose del genere. Ecco, perché siamo qui? Perché il signor Giorgio dentro al suo negozio dopo il furto ci ha dormito per paura che tornassero. Cioè, è stato più un fatto di mettere a posto un'idea che avevo, un po' di coscienza, così tanto anche se venivano il giorno dopo e mi trovavano dentro, io sarei stato il primo a scappare. Però ci si trova costretti anche a questo, per proteggere i propri beni. Cerchi di proteggere perché faccio 50 anni di attività e volevo chiuderla nel miglior modo possibile. Devo trasmettere un messaggio, dare un messaggio anche al figlio, che sarà quello che continua l'attività nel tempo. Ecco, quanto vi hanno portato via l'altro giorno? Allora, fra i danni materiali dovuti alla struttura e il danno, diciamo così, per il furto delle biciclette, grosso modo siamo sui 90.000 euro. Ecco, pensate, un danno ingente, un furto che è avvenuto molto repentinamente perché sono entrati. Voi avete sistemi d'allarme anche molto sofisticati? Abbiamo tutto, siamo collegati con le forze dell'ordine, ma in 1 minuto e 40 secondi hanno sfondato il negozio e razziato quello che loro ritenevano più valido. Fortuna ha voluto che parzialmente una serranda ha tenuto e non sono riusciti a portare via quello che presumibilmente pensavano. Comunque hanno portato via 6 biciclette di un certo valore, anzi di un ottimo valore, grande valore. E poi ne hanno caricati in macchina altre 4 che quando hanno fatto il passaggio dal furgone che hanno usato a una macchina o qualcosa che serviva per scappare, le 4 di meno valore le hanno buttate in mezzo a un campo a Montegrotto. Questo fa pensare che siano degli esperti che sanno cosa vogliono e sanno come ottenerlo. È tutta gente che prima di portare via o di fare un furto del genere vengono in negozio, controllano la disposizione delle biciclette, controllano come è fatto il negozio, controllano il sistema. Voi vi siete accorti di qualcuno sospetto? È difficile perché non è che noi frequentiamo solo, cioè il mio negozio non è frequentato solo da padovani, è frequentato un po' da tutti. C'è il turista di Abano, c'è tante cose, è difficile che noi riusciamo a capire chi è il malintenzionato. Può essere la persona più distinta di questo mondo e viene per controllare tutto, insomma, è praticamente impossibile che io possa avere dei sospetti su delle persone. Ecco, adesso resta la paura però. La paura quella c'è sempre, perché di notte si fa anche fatica a dormire col pensiero che questo accada. Ormai qui i negozi li hanno fatti tutti, hanno rubato da mio fratello, l'altro giorno ha rubato anche da Stefanelli, è una piaga che secondo il mio punto di vista non è di facile soluzione. Uno cerca di difendersi ma non sempre ce la fa. Se io mi difendo sulla porta centrale, che adesso faremo ulteriori rinforzi e tutto, entreranno da un'altra parte, non c'è rimedio a questa soluzione. Ecco, queste sono parole abbastanza amare del signor Giorgio. La situazione resta sorvegliata dalle forze dell'ordine, resta il dato di fatto che sono 2 i colpi grossi messi a segno negli ultimi giorni.
E proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza ha denunciato il titolare di una boutique di Asolo al cui interno sono stati ritrovati 1.100 capi di abbigliamento ed accessori con marchi di case di alta moda italiane perfettamente riprodotti ma risultati poi importati da Hong Kong. A rafforzare l'ipotesi della falsificazione dei marchi, i finanzieri hanno anche riscontrato l'assenza di fatture riferibili a forniture di aziende italiane. Varie transazioni in dollari di Hong Kong verso operatori commerciali asiatici. La filiera di approvvigionamento della merce, oggetto ora di ulteriori approfondimenti da parte della Guardia di Finanza. Venduta al pubblico, la merce sequestrata avrebbe generato ricavi, pensate, per circa 450 milioni di euro. 17 mesi dopo la morte del 18enne stense Edoardo Zattin, la Procura di Padova ha chiuso le indagini preliminari. Ci sono 3 indagati per cooperazione in omicidio colposo. Inchiesta chiusa dopo la morte di Edoardo Zattin, l'atleta di 18 anni morto dopo un allenamento di box nella palestra Iron Doyon Team nel febbraio del 2023. La verità dopo 17 mesi, la svolta decisiva con l'autopsia all'epoca eseguita dal medico legale Stefano Del Rico, nominato dal pubblico ministero Maria D'Arpa, titolare delle indagini. 3 persone sono indagate per concorso in omicidio colposo. Si tratta di Luca Lunardi, 36 anni, Matteo Zenna, 49 anni, entrambi di Monselice, legali rappresentanti all'epoca dei fatti della palestra Move SSD di Monselice, dove era iscritto Zattin per esercitare esclusivamente la disciplina pesistica e di cultura fisica. Il terzo indagato è Simone Lazzarina di Rovigo, responsabile dei corsi di pugilato. In sostanza, il 22 febbraio 2023 i 3 avrebbero consentito a Zattin di praticare allenamenti vietati in ogni sua forma e non tesserati della federazione, come era Edoardo. Nel corso di uno di questi, il 18enne, secondo il magistrato, aveva subito un forte trauma, la cui causa è da ricondursi con elevata probabilità ad un pugno. L'esito dell'autopsia arrivò a settembre 2023. Edoardo era morto dopo aver ricevuto un colpo alla testa compatibile con un pugno. L'impatto avrebbe avuto esiti devastanti, provocando sul ragazzo una frattura cranica sopra l'orecchio sinistro ed una conseguente letale emorragia. Tutte le persone presenti in palestra quando Edoardo si accasciò a terra colto da un malore sono state ripetutamente sentite dai carabinieri della stazione di Monselice. Operato d'urgenza, il ragazzo morì senza aver mai ripreso conoscenza. Ed ancora cronaca Parapiglia, al mercato di Cittadella, gli agenti della polizia locale in borghese hanno fermato 2 borseggiatrici che stavano per derubare un'anziana. Stavano per mettere a segno un colpo le 2 borseggiatrici di 25 e 20 anni di origine bulgara al mercato settimanale del lunedì a Cittadella. Non ci sono riuscite però perché sono state fermate dagli agenti della polizia locale del distretto Padova 1. Tutto nasce dalla segnalazione di un ambulante che aveva notato l'atteggiamento sospetto delle 2 donne. Gli agenti, in borghese, le hanno subito individuate seguendole per quasi un'ora. Ad un tratto una delle 2 si è avvicinata ad un'anziana signora mentre l'altra infilava la mano nella borsetta. Fulminea l'azione degli agenti che le hanno bloccate. Le 2 hanno inutilmente cercato di fuggire ma sono state fermate e portate al comando dove sono state identificate e denunciate. A Belluno ora, dove l'azienda sanitaria ha presentato operatività e attività dell'elisoccorso SUEM 118, in aumento gli interventi di soccorso in montagna. Ci aggiorna Tiziana Bolognani. All'aeroporto di Belluno, dietro di noi Falco, questa macchina incredibile a servizio dell'urgenza e dell'emergenza medica. Il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalben che questa mattina ha voluto spiegarci che cos'è Falco e perché un oggetto, un semplice oggetto che noi tutti osserviamo sempre con grande ammirazione, in realtà rappresenta il connubio, vero dottore, tra nel soccorso sanitario il connubio tra ciò che può fare una macchina e ciò che fa invece l'equipaggio di bordo. Ma è proprio così, io penso che sia
veramente un esempio importante, se posso dire molto bello, del connubio tra macchina e persona, uno degli esempi, come dire, più eclatanti, perché stiamo parlando di missione di soccorso e nel soccorso, come si suol dire, non si scherza, quindi macchina assolutamente performante, tecnologia ad altissimo livello, ma soprattutto personale altamente formato. Quindi non ci sono solamente il pilota, il tecnico di volo a bordo, il medico, oggi ne abbiamo conosciuto il medico anestesista che arriva da Verona, una infermiera della centrale operativa del SUEM e anche un tecnico del soccorso alpino per interventi sovente in ambiente ostile. Sì, 5 persone preparate, formate, proprio perché devono lavorare a volte, spesso anche direi in ambiente ostile, 5 persone che appunto assieme al pilota e al tecnico di volo formano l'equipaggio dell'elicottero. Ecco, ricordiamo che l'elicottero può ospitare fino a 7 persone, perché accanto a queste 5 persone che compongono l'equipaggio c'è poi il paziente e poi c'è anche l'accompagnatore del paziente, quindi è un elicottero altamente performante che può ospitare fino a 7 persone. Dottor Dalben, il SUEM può vantare, il servizio di urgenza ed emergenza medica in provincia di Belluno può vantare nei periodi della massima affluenza turistica del secondo elicottero. Quest'anno addirittura è stato implementato nello spazio, nel tempo, un investimento di oltre 1 milione di euro, tutto questo a servizio della collettività, dei residenti naturalmente e anche dei turisti. Sì, un investimento importante che la Regione del Veneto ha dedicato a quest'area dolomitica, più di 1 milione di euro, 2 elicotteri che ormai da 3 anni sono presenti e ogni anno allunghiamo la presenza di questi elicotteri nella nostra area dolomitica e effettivamente i numeri ci dicono che abbiamo ragione, è proprio così, a tal punto che questo secondo elicottero è passato da una fase di sperimentazione ad una fase di stabilizzazione, quindi avremo sempre questo secondo elicottero durante il periodo estivo qui nell'area dolomitica. Stiamo lavorando anche perché nel periodo invernale ci sono appunto delle giornate, pensiamo al Ponte dell'Immacolata piuttosto che alle vacanze del periodo natalizio, Capodanno, dove appunto sarà necessario provare appunto ad avere un secondo elicottero anche in quel periodo dell'anno. Del quale non bisogna approfittare. Le faccio fare un'ultimissima battuta sul recupero degli illesi. Nel primissimo mese di attività, 6 luglio, 6 di agosto, già il 12% delle persone recuperate sono illese. A queste sarà chiesto di pagare il conto? Ma assolutamente sì, un mese di attività, 6 luglio, 6 agosto, 178 interventi e il 12% appunto è stato indirizzato a persone che poi sono risultate appunto illese. A queste chiederemo naturalmente di pagare il conto, perché comunque far volare un elicottero, ma soprattutto far impegnare 5 persone altamente formate che sicuramente potevano magari essere anche utilizzate in altre missioni, è un costo che deve essere assolutamente pagato. Ecco, grazie allora a Tiziana Bolognani da Belluno per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Tommaso Migot. Noi ora ritorniamo in provincia di Treviso per tornare a parlare di quello che ormai è a tutti noto come il lupo del Piave. Lupo del Piave che ora comincia anche a far paura, dopo infatti i numerosi avvistamenti, addirittura uno l'altro ieri in piazza, a 2 passi dalla chiesa, a Negrisia di Ponte di Piave. Ieri mattina all'alba il lupo ha aggredito un cane e sbranato una gallina. I residenti cominciano ad essere preoccupati soprattutto per i bambini e chiedono si intervenga, si faccia qualcosa. Sentiamo. Io ero in vacanza al mare e sono stato avvisato dai vicini che il mio cagnolino era stato attaccato da un lupo. Sono corso a casa e mi hanno raccontato quello che è successo. Ho iniziato a cercarlo qua nei dintorni, ma niente, non lo trovo. Non solo avvistamenti o avvicinamenti alle persone per cercare cibo. Ora il lupo, che da oltre un mese viene segnalato tra i comuni trevigiani di Vieraschi del Basso Piave, ha attaccato all'alba in via Foscarini a Fagrè di San Biagio di Callalta. La sua presenza è stata segnalata da diversi residenti fino a quando nel cortile di questa abitazione il lupo ha aggredito un cane. C'è stata una lotta
lotta tra i due animali. Ad avere la peggio il cagnolino Meticcio, che è stato azzannato alla gola. Alla fine è riuscito a liberarsi dalla morsa del lupo e a scappare nei campi. Nel primo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il proprietario l'ha ritrovato agonizzante e l'ha portato dal veterinario, che ora sta cercando di salvarlo. E questo non è l'unico episodio delle ultime ore. Sempre in via Foscarine il lupo ha sbranato una gallina. Stamattina alle 6:30 ho sentito le galline che era spasimata e sono venuto per qua, ho visto sto lupo con questa gallina in bocca, mi sono messo a usare e partito. È la prima volta che lo vedete qua? No, l'ho visto ancora perché ho fatto vedere foto, l'ho visto qua a casa mia il 20 luglio, 2 volte. Non è la prima volta che viene qua, è mesi che gira. L'aggressività di questo lupo sta facendo preoccupare i cittadini, che ipotizzano possa esserci in zona più di un esemplare, oltre a quello zoppicante ed apparentemente mansueto segnalato più volte tra Maserata, Breda e Ponte di Piave. Siamo allarmati perché noi, avendo una bambina piccola di 7 anni, siamo preoccupati perché anche la bambina è intimorita. Adesso che sa che c'è il lupo, non usciamo, hai guardato fuori, fai attenzione, insomma abbiamo dei timori anche noi perché appunto ci teniamo all'incolumità della bambina, ci mancherebbe. Di certo, dopo questi episodi si è alzata la soglia d'allarme dei residenti, che chiedono alle autorità di intervenire per riportare il lupo nel suo habitat naturale, che non è certo quello della pianura del Piave. E intanto le autorità locali, comuni e provincia sono in contatto con la Regione in attesa delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente sull'intervento da mettere in atto per riportare l'animale appunto nel suo ambiente naturale. Intanto, oltre a segnalare gli avvistamenti, ci sono una serie di raccomandazioni ai cittadini, dal proteggere gli animali domestici alla gestione del rifiuto organico. Ovviamente non bisogna avvicinarsi al lupo né dargli da mangiare. Le indicazioni che diamo sono sempre le stesse, cioè non dar da mangiare al lupo, mettere al riparo i propri animali domestici e segnalare puntualmente laddove ci fossero degli avvistamenti. Lupo nella Marca, polizia provinciale allertata, come il centro di recupero animali selvatici e autorità regionali, che ora sono in attesa delle indicazioni del Ministero dell'Ambiente. È l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, che deve autorizzare l'eventuale intervento di cattura, indicando le modalità da adottare per riportare il lupo nel suo ambiente. Fondamentali le indicazioni degli avvistamenti dei cittadini, che devono segnalare la presenza del lupo al CRAS di Treviso o alla polizia locale del proprio comune. In questo momento è chiaro che è importante che i cittadini adottino quei comportamenti fondamentali per permettere non solo di localizzare l'animale nel posto dove si tratta, perché si tratta naturalmente di una specie protetta, questo voglio ricordarlo, e non si può fare qualsiasi atteggiamento che uno ritenga di fare. C'è un protocollo che naturalmente arriverà da parte del Ministero e sulla quale chiaramente noi poi andremo ad attuare quelle modalità di recupero che si riterranno necessarie. Oltre alle indicazioni citate, è importante in caso di avvistamento del lupo non avvicinarsi, né, come accaduto nei giorni scorsi, farlo avvicinare magari attirandolo con del cibo. Importante anche la gestione del rifiuto umido, mettere fuori casa il cassonetto la mattina della raccolta anziché la sera prima ed evitare di abbandonare rifiuti organici all'aperto. E torniamo a parlare di furti a faccia con i ladri. Continuano appunto a susseguirsi gli episodi. Siamo ancora in provincia di Treviso, gli ultimi 2 casi a Paese e San Biagio di Callalta. Sentiamo. Ladri spregiudicati, sorpresi in giardino a tarda sera, messi in fuga, rincorsi. Da Paese a San Biagio di Callalta i faccia a faccia con i malviventi si moltiplicano, tanto che Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, parla di un'estate record per il numero di segnalazioni. Paese, via Trua, le 22:45. Un residente si affaccia al balcone e sente qualcuno armeggiare. Grida e il ladro, nel giardino dei vicini, scavalca la recinzione e scappa a bordo di una BMW bianca. Inutile il tentativo di inseguirlo, troppo veloce. A ridosso di mezzanotte, a Rovaré di San Biagio, in via 25 aprile, è stata una signora svegliata dall'allarme a ritrovarsi in giardino un soggetto che con accento straniero le ha spiegato: devo recuperare una maglietta. Poi ha scavalcato la recinzione con la donna che l'ha inseguito fino alla strada principale. Luglio nero e agosto conferma il trend, spiega Demma, facendo riferimento al profilo social dell'associazione. Lo strumento di Facebook non mi permette di essere al centesimo corretto, però posso vederlo tranquillamente paragonando i dati della
l'anno scorso. Vedo che come segnalazioni siamo all'incirca un 70% in più di segnalazioni di furti o tentati furti, effrazioni e truffe, quindi vuol dire che è indicativo. Case vuote per le vacanze, anziani soli, infissi semichiusi per far circolare l'aria la sera. L'estate è da sempre uno dei periodi in cui i ladri colpiscono maggiormente, ma di fatto picchi non ce ne sono, la tendenza è costante. Sta diventando una situazione costante, per fortuna si sta condividendo sempre di più informazioni in maniera da capire di più ancora gli spostamenti di questi ladri, che ormai abbiamo capito che sono più bande. C'è qualche trend che lei ha notato anche nel comportamento di questi malviventi? Diciamo, scusate il termine, un po' la strafottenza di poter entrare in casa totalmente non guardando se dentro ci sono persone anziane o ci sono ragazzi o ragazzini. Cioè loro, se hanno deciso di entrare, entrano. Da qui le consuete raccomandazioni a fare attenzione, soprattutto a ridosso del Ferragosto. Non solo le abitazioni a venire prese di mira, i carabinieri della stazione di Volpago hanno denunciato un 35enne della zona per ricettazione dopo un furto di barre d'acciaio per 2.500 euro in un'azienda di Giavera avvenuto a maggio. All'epoca dipendente dell'impresa in questione, l'uomo aveva in casa 35 kg di cavi elettrici rubati nel medesimo capannone e materiale per altri 23 quintali, la cui provenienza è tuttora da accertare. Si introduce furtivamente in una casa di cura cittadina, siamo a Vicenza, e una volta scoperto aggredisce 3 sanitari. Uno straniero è stato bloccato dagli agenti della questura e denunciato. Spintonati ed aggrediti 3 sanitari di una nota casa di cura del centro città che avevano sorpreso uno straniero a girarsi furtivo nella struttura ieri mattina. L'uomo, un cittadino marocchino di 27 anni residente ad Arcugnano, si era introdotto abusivamente nel centro cercando di nascondersi con l'evidente intenzione di commettere furti. Identificato dai dipendenti, ne è nato un rocambolesco inseguimento tra i corridoi in attesa dell'arrivo di una volante inviata dalla questura. L'uomo infine si è asserragliato in una stanza da dove 2 dipendenti ed un medico avevano tentato di convincerlo ad uscire ed invece hanno subito la sua furia, fortunatamente senza riportare ferite gravi. L'intervento risolutivo dei poliziotti verso le 10:30 che ha permesso di bloccare lo straniero e a portarlo in questura, dove è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lesioni personali, violenza privata e violazione del divieto di ritorno nel comune di Vicenza, un provvedimento che pendeva a suo carico fino al 2025. È stato posto sotto sequestro dai carabinieri lo store cinese Aumai di Viale Italia a Conegliano, devastato 3 giorni fa da un furioso incendio. Sul caso la Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta. Mentre i 3 feriti sono stati dimessi, emerge che il sistema antincendio, seppur revisionato di recente, non sarebbe entrato in funzione e il sospetto è che qualcuno l'abbia manomesso. I danni sono quantificati in almeno 2 milioni di euro. I vigili del fuoco hanno eseguito dei prelievi di materiale per cercare di appurare se siano state utilizzate delle sostanze acceleranti. Denunciato e sanzionato un noto imprenditore agricolo di Montebello Vicentino, i carabinieri di Valdagno hanno riscontrato irregolarità nella gestione amministrativa dei suoi dipendenti. Montebello Vicentino. Ammende per 14.000 euro complessivi sono state elevate nei confronti del titolare di una locale azienda agricola dai carabinieri di Valdagno e del NIL, il nucleo ispettorato del lavoro, a seguito di controlli specifici nel settore che mirano al contrasto del reclutamento illegale della manodopera. Un servizio mirato nella Valle dell'Agno del Chiampo, effettuato mercoledì col supporto dei militari di Arzignano e di Montebello. Numerosi gli accertamenti effettuati nelle aziende operanti nella produzione di ortaggi. Nella società sanzionata i militari hanno riscontrato irregolarità attinenti al mancato invio dei lavoratori a visita medica per l'idoneità sanitaria e la mancata formazione professionale del personale dipendente. Per questo nei confronti del titolare, oltre alle ammende previste, è scattata una denuncia all'autorità giudiziaria. Ci fermiamo ora per la pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco, restate con noi.
Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, spazio ora ad un approfondimento su un tema di sicuro grande interesse e lo facciamo con la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei dottoressa Marango. Grazie. Allora, disagio giovanile, disturbi dell'apprendimento, difficoltà di coppia, difficoltà genitoriali, elaborazione dei lutti, separazioni, tutti temi sicuramente di grande rilevanza sui quali l'Ordine degli Psicologi ha scelto di accendere un riflettore attraverso uno strumento diciamo facilmente accessibile che fa sì che la psicologia diventi un po' una psicologia per tutti, che vada a toccare un po' tutti gli strati della popolazione. Questo grazie a una serie di podcast che sono ora disponibili. Innanzitutto, dottoressa Pizzoferro, come mai avete sentito proprio questa esigenza di rendere la psicologia il più possibile accessibile alla popolazione? Sappiamo da molto tempo che l'essere umano ha un interesse particolare nel comprendere se stesso, quindi c'è sempre stato un interesse nell'approfondire le tematiche psicologiche per capire quello che ci succede nel quotidiano. Per questo motivo noi come Ordine già da alcuni anni stiamo cercando delle formule di comunicazione che siano accessibili, immediate e anche semplici per raggiungere una ampia fetta della popolazione. Abbiamo iniziato 2 o 3 anni fa con dei racconti brevi che vengono pubblicati mensilmente nella nostra pagina Facebook, che sono curati da uno scrittore padovano, Niccolò Targhetta, molto seguito sui social. Poi abbiamo fatto una web serie un paio di anni fa con le blogger Mamma di Merda, quindi una web serie che in 4 episodi approfondiva in particolare tematiche della genitorialità, e in questo studio continuo di diversi canali comunicativi per raggiungere più persone possibili abbiamo adesso pensato appunto alla formula del podcast, che è una via di comunicazione ma anche e soprattutto di formazione sempre più utilizzata, perché sappiamo che sono degli audio di durata medio-breve che le persone possono ascoltare in qualunque momento della giornata, mentre sono in macchina, mentre passeggiano, quindi è anche compatibile con i ritmi quotidiani. Con questi 30-40 minuti di podcast possiamo approfondire verticalmente alcuni contenuti che appunto riguardano l'essere umano, il quotidiano, le relazioni, le emozioni, tutte tematiche che sono comunque molto sentite dalla popolazione e che sempre più spesso ci chiedono, vengono affrontate anche da persone di sicura competenza. Ecco, questo senz'altro è molto importante, temi di sicuro interesse che riflettono anche come dire, quelli che sono i bisogni che sempre più frequentemente vengono espressi dalla popolazione. Ne abbiamo parlato parecchie volte negli ultimi anni, c'è stato davvero un notevole incremento, no, di quelle che sono le richieste delle persone di aiuto, di supporto psicologico. Sì, assolutamente sì, abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni che c'è stato un incremento nella richiesta di aiuto psicologico, quindi molte più persone si rivolgono allo psicologo anche per una diminuzione dello stigma sociale, quindi non è più una cosa di cui vergognarsi o da nascondere, ma sempre più spesso le persone ne parlano tranquillamente, chiedono ad amici e parenti a chi rivolgersi e molto spesso anche cercano nel sito stesso dell'Ordine. Noi abbiamo l'albo online dove sono elencati tutti gli 11.000 psicologi e psicologhe del Veneto e si può fare una ricerca anche per area geografica, per ramo di specializzazione. Quindi da una parte c'è la richiesta di un aiuto psicologico, però dall'altro c'è anche una sempre maggiore richiesta di competenza nel conoscere, nel sapere interpretare quello che ci succede nel quotidiano. E l'obiettivo del podcast è proprio questo, dare degli strumenti per avere più chiarezza in alcune dinamiche relazionali, nel conoscere le proprie emozioni che possono anche essere di aiuto immediato nelle sfide quotidiane. Poi ovviamente mi aiutano anche a comprendere se ho un bisogno di rivolgermi a una figura professionale che va oltre in questo tipo di aiuto.
Ecco dottoressa, uno strumento nuovo, quello del podcast, rivolto ovviamente a una fascia di popolazione di età sicuramente abbastanza giovane, insomma, anche se oltre al podcast ci sono degli strumenti, come dire, ancora più utilizzati dai ragazzi, soprattutto dai giovanissimi. Avete idea, per esempio, nel futuro proprio di sbarcare anche su altre piattaforme proprio per avvicinare i ragazzi, i giovani, che sono tra l'altro quelli che maggiormente nell'ultimo periodo hanno richiesto il vostro intervento, hanno richiesto un sostegno, un aiuto? Guardi, proprio adesso stiamo girando una serie di video brevi che andranno in autunno su Instagram, quindi potenzieremo in particolare questo canale con una serie di pillole di 2 minuti in cui si parla appunto di psicologia per farla conoscere maggiormente alla popolazione. Questo è il prossimo canale che andremo a potenziare, poi chissà in futuro sbarcheremo su TikTok, sono comunque forme di comunicazione a cui bisogna entrare con cautela, anche perché i giovani riconoscono se non sei sul loro stesso piano a livello di linguaggio, di comunicazione. Ecco, è importante anche non entrare negli spazi dei giovani finché non si è pronti ad utilizzare il linguaggio giusto. Quindi adesso c'è il podcast Informalmente con episodi che devono ancora uscire, sono usciti 3 episodi di Informalmente, quindi se qualcuno vuole andare ad ascoltare, tra l'altro l'ultimo episodio tratta dei disturbi specifici dell'apprendimento con il professor Cesare Cornoldi, che può essere particolarmente interessante per i genitori che ora si approcciano al nuovo anno scolastico, se hanno dei dubbi rispetto a difficoltà scolastiche con i loro figli. Ma poi usciranno degli altri episodi e nel tardo autunno probabilmente avremo pronti, anzi sicuramente avremo pronti questi brevi video che invece saranno accessibili su Instagram. Ecco, sono 12 i podcast che avete, diciamo, in preparazione o già preparato, perché alcuni sono già disponibili. In concreto, dottoressa, vogliamo spiegare cosa fare per poterli ascoltare? No, abbiamo qualche problema? Ecco sì, ha sentito perché si era interrotta, si era bloccata l'immagine. La domanda era in concreto come fare ad ascoltarli, giusto? Allora, è molto semplice, ci sono più canali, per esempio andando su Spotify basta digitare Informalmente, così come si trovano sul canale YouTube dell'Ordine, oppure ci si può arrivare anche dal sito dell'Ordine, con la lente basta cercare sempre la parola chiave Informalmente. Semplice, che riscontro vi aspettate di avere di questa iniziativa con la quale, insomma, sostanzialmente vi aprite davvero alla popolazione? Beh, sicuramente noi ci aspettiamo che la popolazione del Veneto senta gli psicologi sempre più vicini e presenti, sia nelle piccole difficoltà quotidiane, ma sia al sapere che in maniera molto semplice si può arrivare a trovare il professionista più utile, più compatibile con le proprie esigenze. Ci aspettiamo anche una popolazione sempre più competente, ovviamente, rispetto alle competenze necessarie all'essere umano nella sua vita, nel rapportarsi con le altre persone, anche in ottica preventiva, perché se io conosco meglio le mie emozioni e le dinamiche relazionali, allora mi interfaccio più facilmente con amici, parenti, con tutte le persone che ho accanto, e questo magari aiuta anche a ridurre i conflitti, anche a ridurre quelle notizie che voi spesso date al telegiornale e che rendono la vita di tutti quanti un po' più difficile. Senz'altro. A proposito di notizie, dottoressa Pizzoferro, approfitto della sua presenza quest'oggi, parlavamo di disagio giovanile, è proprio di queste ultimissime ore la notizia di un nuovo episodio che fa davvero pensare, delle ragazzine, delle cosiddette baby bulle, che hanno aggredito altre 2 ragazze. Una di queste ha chiamato il papà in aiuto, quando è arrivato il papà, supportate anche da altri 2 ragazzi, hanno menato pure il papà e gli hanno forato
la gomma dell'auto. Ovviamente non le chiedo di entrare nel singolo episodio, dottoressa, ma come possiamo spiegare questi fenomeni che sono purtroppo sempre più frequenti ed allarmanti? Sì, io il singolo episodio non lo conosco e l'ho sentito raccontare da lei adesso. È vero che sempre più frequentemente gli adolescenti tendono all'agito impulsivo, però questo agito prima che, oltre che punito, va prima di tutto compreso, cioè qual è la sofferenza o la mancanza che esprimono attraverso questo passaggio all'azione. Può essere una non sufficiente maturazione dal punto di vista evolutivo, può essere l'incapacità di entrare in relazione con gli altri in modi alternativi che non siano quelli del gesto impulsivo. Quando c'è la parola non si passa al gesto, quindi è importante prima di tutto coltivare una cultura della prevenzione, dare degli spazi agli adolescenti dove possono maturare dal punto di vista relazionale e anche fare attenzione appunto alle compagnie, perché sappiamo che nel gruppo è più difficile il pensiero ma molto più facile l'azione. Molto spesso gli adolescenti si trovano all'interno di un gruppo dove vogliono anche dimostrare un'appartenenza, vogliono dimostrare un coraggio, e quando il gruppo anche arriva all'obiettivo di compiere un'azione a volte anche criminale, non c'è più lo spazio nel singolo della riflessione e anche l'autostima sufficiente al singolo ragazzo per tirarsi indietro. Si viene facilmente trascinati perché è molto importante in adolescenza avere un gruppo di appartenenza, qualcuno che ti accetta e ti riconosce. Se per essere accettato e riconosciuto io devo compiere anche un gesto a volte criminale, è difficile tirarsi indietro. Per questo è molto importante la prevenzione. Certo, senz'altro, ed è questa infatti una questione sulla quale tutti noi come adulti, no, ci stiamo interrogando su quello che possiamo fare nei confronti di figli, nipoti a fronte di questo ripetersi di situazioni. Dottoressa Pizzaferro, io la ringrazio davvero per essere stata con noi, una buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie, arrivederci. Noi ora proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca, con un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova relativo al DASPO, perché dopo gli scontri di domenica tra tifosi, la questura di Cesena ha emesso 34 provvedimenti di DASPO nei confronti di ultras biancoscudati, tra loro anche molti pregiudicati. Vediamo. Ecco, dovrebbe partire il servizio. Sono 172 anni complessivi quelli inflitti come DASPO a 34 ultras padovani dopo gli incidenti prima della partita di Coppa Italia Cesena-Padova di domenica scorsa, tra di loro anche molti pregiudicati. I provvedimenti sono stati emessi dal questore della provincia di Forlì-Cesena nei confronti dei supporters biancoscudati legati ai due gruppi egemoni della curva, ovvero Educazione Padovana e Ultras Padova, ritenuti responsabili degli scontri tra le due tifoserie vicino allo stadio Manuzzi di Cesena. Gli scontri erano nati quando una cinquantina di ultras padovani, armati di aste e bottiglie di vetro, si erano diretti verso il bar Bomboniera, abituale ritrovo dei tifosi avversari, provocandoli, cercando lo scontro con loro, che poi è arrivato. Le forze dell'ordine si sono quindi frapposte tra i due gruppi, dividendoli e cercando di disperderli. Dalle indagini è emerso che una parte dei tifosi padovani aveva raggiunto Cesena con 7 minivan, uscendo in autostrada a Forlì e non a Cesena, per evitare i controlli predisposti dalla questura romagnola. Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, il gruppo avrebbe inoltre parcheggiato i mezzi nelle vicinanze per compiere l'azione e poi allontanarsi. Dei 34 DASPO emessi, 20 sono recidivi. La durata dei provvedimenti va da 2 a 10 anni di allontanamento dagli eventi sportivi. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi.
diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Apriamo ora un altro spazio di approfondimento su un tema davvero singolare e a mio avviso di davvero grande interesse. Lo facciamo con il professor Umberto Castiello del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova, responsabile del laboratorio scientifico di un progetto davvero molto interessante e unico nel suo genere in Italia, che sta cercando di capire quelli che sono i meccanismi del linguaggio delle piante, chiamiamolo così. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e ai telespettatori, buongiorno. Ecco, allora sembra davvero un po' strano, no? Pensare che le piante parlino, le piante comunichino tra di loro e anche con altri esseri viventi, anche con gli animali. Che cosa avete scoperto con il vostro laboratorio? Beh, allora, intanto la comunicazione è alla base della vita delle piante, sia la comunicazione che riguarda la parte aerea delle piante, che la comunicazione che riguarda invece la parte sotterranea delle piante attraverso le radici. Le piante usano questi mezzi di comunicazione per dirsi tante cose, per dirsi per esempio se ci sarà siccità, per dirsi per esempio che stanno arrivando erbivori che probabilmente le attaccheranno, e così come attraverso questa forma di comunicazione riescono a identificare piante che appartengono alla loro stessa famiglia oppure no. E noi ci siamo interessati a questo argomento per studiare un aspetto rilevante, e cioè se le piante utilizzano una forma di lettura dell'intenzionalità per riconoscere e per inviare messaggi ad altre piante. Quello che noi facciamo, lo facciamo attraverso un laboratorio che è unico al mondo, un laboratorio finanziato dall'Europa, che ci permette di studiare il linguaggio chimico delle piante, e cioè le molecole volatili che le piante emettono per appunto comunicare tra di loro. Pare che questa forma di comunicazione, diciamo chimica, sia basata su alcuni dei principi basilari che caratterizzano anche altre forme di comunicazione, come per esempio la nostra, oppure come per esempio quella tra altri animali. Quindi quello che noi facciamo attraverso questo sistema estremamente sofisticato e attraverso un rigore sperimentale assoluto è quello di catturare queste molecole, così come catturare la gestualità e il movimento delle piante e capire il loro alfabeto. Ecco, quindi insomma state cercando di decodificare, no, quello che è l'alfabeto del linguaggio delle piante. Una volta decodificato, così come è avvenuto per esempio per altri codici antichi che sono stati ritrovati nel linguaggio umano, sarà possibile proprio capire che cosa dicono le piante? Sì, stiamo alla ricerca di una stele di rosetta, diciamo, del mondo vegetale, e questo è importante perché, come le dicevo, queste forme di comunicazione tra le piante sono alla base del nostro ecosistema. Le piante appunto si dicono tante cose e si avvertono appunto di imminenti pericoli, così come si avvertono riguardo a probabili cambiamenti come quelli climatici in atto. E questo lo fanno non solo tra di loro, ma anche comunicando con altre forme di vita, come altri organismi, come gli insetti per esempio. Ecco, lei provi a pensare se i cambiamenti climatici in un qualche modo influiscano sul modo di comunicare sulle piante. Quindi il messaggio che viene inviato non viene più decodificato come tale, non so, pericolo, oppure viene decodificato in un'altra maniera. Quindi capire se questa forma di linguaggio rimane inalterata o come si modifica a seguito dei cambiamenti climatici, per esempio, è di estrema importanza anche per noi esseri umani.
perché se il linguaggio che le piante utilizzano diventa un linguaggio che non rispecchia più quello che le piante intendono comunicare, allora ad altri organismi ecco che a questo punto si pone un problema. Per esempio, piuttosto che avvertire le altre piante dell'arrivo di un patogeno o di un organismo che può influire sulla sopravvivenza delle piante, magari il messaggio che viene inviato è un messaggio che riguarda altre forme di comunicazione e quindi le altre piante non si preparano all'arrivo, per esempio, di un patogeno, come accade adesso. Cioè quello che accade è che se una pianta viene attaccata, ecco che immediatamente si scatena questa chimica all'interno della pianta che permette di inviare messaggi ad altre piante e dire: guardate, sta arrivando questa cosa, preparatevi. E le piante hanno vari mezzi per difendersi, però per difendersi hanno bisogno di essere avvertite. Ecco, noi dobbiamo cercare di preservare questa forma di comunicazione e essere in grado di decodificarla, quindi essere in grado soprattutto di capire se cambiamenti climatici, così come altre modificazioni dell'ambiente, influiscono su questa comunicazione, quindi prepararci e trovare modalità per riuscire ad ovviare a questo problema. Ecco, quindi diciamo riuscire a scoprire poi questo meccanismo, a che cosa può portare, a che cosa può essere utile soprattutto, professore? Intanto diciamo per arrivare anche un po' alle radici dell'evoluzione delle forme di comunicazione e poi come le dicevo essere in grado di capire quanto i cambiamenti climatici stanno influenzando il nostro ecosistema. Cioè, quindi riuscire ad avere anche una caratterizzazione delle piante dal punto di vista anche, cioè non direi psicologico, però dal punto di vista appunto comunicativo, dal punto di vista della percezione dell'ambiente, dal punto di vista della percezione di quelli che sono tutti gli agenti che influiscono sulla vita delle piante, capire se questi meccanismi in effetti rimangono inalterati, quindi non solo preoccuparci di preservare o di creare nuove specie che siano più resistenti dal punto di vista biologico, meccanico, ma anche specie che preservino questa capacità di comunicazione e di rapporto con l'ambiente. Ecco, potranno anche in qualche maniera, professore, queste scoperte poi essere applicate anche sugli esseri umani? Allora, noi condividiamo con le piante circa il 50% del corredo genetico. Ecco, una parte del nostro progetto riguarda come le piante riescono a capire quello che le altre piante vogliono comunicare, quindi una certa forma di intenzionalità. Ecco, se noi riuscissimo attraverso sia la parte diciamo biomeccanica, ma anche diciamo la parte più chimica delle piante a identificare questi meccanismi, allora potremmo anche utilizzare un approccio di tipo genetico per capire il corredo genetico che sta alla base di questi meccanismi e capire se effettivamente c'è una certa comunanza con quello degli animali o degli esseri umani. Cioè, lei pensi che ci sono parecchie patologie che anche dello sviluppo che sono caratterizzate da una riduzione della mancanza di comunicare o di comprendere le intenzioni altrui. Ecco, se riuscissimo attraverso un approccio comparato, come spesso si usa all'interno delle neuroscienze, quindi utilizzare altre specie per riuscire a capire poi i meccanismi che stanno alla base anche
del nostro comportamento, riuscire a capire appunto una forma di una comunanza genetica tra per esempio le piante e l'essere umano potrebbe aiutarci per esempio per capire anche altre patologie, soprattutto legate allo sviluppo come l'autismo, cioè quelle patologie che impediscono una comprensione delle intenzioni altrui, ma anche una forma di comunicazione con gli altri. Quindi questo è molto speculativo, però potrebbe essere riuscire ad arrivare a questa forma, a questi meccanismi attraverso, diciamo, una porta laterale, attraverso altri organismi come per esempio le piante. Però le dicevo, questo è diciamo un aspetto che è abbastanza speculativo. Quello per ora che noi vogliamo arrivare a comprendere è la decodifica dell'alfabeto chimico delle piante e capire come questo si modifichi in certi tipi di situazioni. Ecco professore, per chiudere una domanda che forse tutti noi, diciamo, non addetti ai lavori potremo fare, cioè anche noi siamo in grado in qualche maniera di sentire, tra virgolette, questo linguaggio delle piante anche nel giardino di casa piuttosto che nelle piante che teniamo nei nostri appartamenti? Ma allora molto spesso i profumi che noi sentiamo e che sono messaggi di allarme delle piante, cioè il profumo dell'erba tagliata non è un profumo, sono per esempio queste molecole chimiche che le piante emettono perché chiaramente c'è un pericolo. E questi altri esempi appunto li esperiamo tutti i giorni, perché appunto i profumi delle piante poi alla fine sono una forma di questi messaggi chimici. Professore, grazie davvero, naturalmente speriamo di risentirci più avanti quando sarete arrivati al termine di questo progetto, così vediamo se sarete riusciti insomma ad individuare effettivamente questo alfabeto, i misteri di questa comunicazione delle piante. Grazie davvero al professor Umberto Castiello. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro. Noi ora continuiamo il nostro telegiornale per parlare delle iniziative che si stanno mettendo in atto in vista del Ferragosto, naturalmente un po' in tutta la regione, in quelle che sono le zone più frequentate si stanno potenziando anche quelli che sono i dispositivi di sicurezza. Sentiamo come ci si sta preparando a Vicenza. Potenziati i controlli in vista del Ferragosto, attenzionate le località montane, i centri a vocazione turistica per prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio, i reati predatori e i fenomeni legati alla mala movida. Ma oltre a predisporre le consuete misure previste per l'esodo di Ferragosto, nel corso del Comitato Ordine e Sicurezza riunito in prefettura è stato effettuato anche un monitoraggio sul territorio relativo agli obiettivi considerati sensibili alla luce del contesto internazionale, dalle sedi istituzionali alle strutture militari, alle aziende ritenute più esposte. Faremo anche un monitoraggio attento su tutto ciò che riguarda gli obiettivi sensibili sul territorio, sulle aziende ritenute a rischio e in modo particolare ci concentreremo su quegli obiettivi che in relazione al contesto internazionale, proprio allo scenario di rischio internazionale, possano divenire conseguentemente anche in questo territorio obiettivi da vigilare. Alta l'attenzione anche sul fronte dei cantieri TAV in arrivo in città e sugli eventi fieristici orafi prossimi, alla luce degli scontri avvenuti lo scorso gennaio. Sappiamo che i centri sociali lo scorso anno hanno posto in essere iniziative di dissenso che hanno poi comportato un impegno straordinario da parte delle forze di polizia. Noi sia adesso che poi in prossimità dell'avvio del
dell'evento fieristico, appronteremo le misure ritenute più opportune. Anche oggi faremo una disamina sulla cantieristica della TAV in modo particolare, e poi su queste iniziative che attualmente non sono state ufficializzate, però noi facciamo questo monitoraggio capillare per capire quali sono le iniziative di fronte alle quali ci dovremo trovare da qui a qualche periodo e come fronteggiarle al meglio. E torniamo ora in provincia di Treviso, ne abbiamo parlato prima, questo ennesimo episodio di violenza tra giovanissimi e giovanissime, in questo caso siamo a Zenson di Piave, ci racconta tutto, lo vedo in collegamento il nostro Cristian Arboit con il sindaco di Zenson, Daniele Dalanese. A te Cristian, buongiorno. Buongiorno di nuovo Marta, anche da parte di Simone Merlo che sta curando sempre la parte tecnica. Dicevi bene, siamo a Zenson di Piave dove martedì sera è andato in scena un gravissimo atto di bullismo, una rissa di fatto che ha coinvolto anche un papà di una delle vittime. Ma andiamo con ordine, poi con il sindaco entreremo nel dettaglio. È martedì sera, sono le 9:15 quando sulle gradinate della chiesa parrocchiale ci sono dei ragazzi del posto che stanno mangiando un gelato, lo stanno mangiando tranquillamente, in particolare alcune ragazzine del posto che vengono però raggiunte da altre ragazzine coetanee sempre minorenni, due in particolare, due bulle, perché poi si riveleranno tali. Vanno da queste ragazzine che stanno mangiando il gelato e intimano loro di consegnare il denaro. Quindi queste ragazzine che provenivano da fuori hanno raggiunto le zensonesi, le coetanee zensonesi, per chiedere loro del denaro in maniera anche particolarmente veemente e violenta. Sì, esatto. Queste due ragazze, dalla ricostruzione che stanno facendo i carabinieri, colgo l'occasione per ringraziarli ovviamente, che sono prontamente anche intervenuti quella sera. Sì, sembra siano arrivate da fuori, non sono ragazze zensonesi, e sono andate a disturbare, ad importunare le ragazze che invece erano sedute davanti alla chiesa. Quindi chiedono loro dei soldi, i toni in qualche modo sono sempre più alti, sono accesi, ma a un certo punto queste ragazzine, queste baby bulle desistono. A questo punto una delle vittime chiama il papà, dice: papà, sono stata in qualche modo aggredita da queste ragazze, aiutami, fondamentalmente. Quindi arriva il papà, un zensonese che abita poco distante, per prendere le difese della figlia. Nel frattempo le due baby bulle vengono raggiunte dai rispettivi fidanzatini nella zona qui del monumento, ed è qui che vengono intercettati dal papà della vittima che raggiunge appunto il posto. Insomma, parliamo di poche centinaia di metri. A questo punto? Sì, appunto, questi due ragazzi li hanno raggiunte, anche loro non zensonesi, le hanno raggiunte e poi si sono spostati qualche centinaio di metri più in qua. Purtroppo in quel momento è arrivato anche il papà di una delle ragazzine che è stata importunata, disturbata, e di lì a poco si è acceso tra di loro un battibecco importante che poi purtroppo ha portato anche a una piccolissima rissa tra di loro. E quest'uomo viene malmenato perché poi questo papà deve ricorrere al pronto soccorso. Sì, esatto, confermo, purtroppo il papà è rimasto coinvolto ha subito qualche pugno, qualche piccola lesione, sì. Non solo, dopo averlo pesantemente malmenato viene anche squarciata la gomma della macchina? Sì, oltre al danno anche la beffa, se possiamo dire, purtroppo, nel senso che alla fine, prima di scappare, questi ragazzi gli hanno anche bucato 2 gomme della macchina con un coltello, con un punteruolo. Tutte sequenze in parte e in buona parte immortalate dalle telecamere della videosorveglianza comunale, che si sono rivelate utilissime. Lei mercoledì mattina, se non sbaglio, ha portato i frame ai carabinieri di San Biagio di Callante. Sì, esatto, io mercoledì mattina sono stato convocato dai carabinieri e abbiamo, grazie anche al supporto dei nostri vigili, della nostra polizia locale, abbiamo ovviamente ceduto i filmati a loro,
stanno indagando e stanno verificando bene i fatti, insomma. Ecco Marta, sembra che sia una banda abbastanza collaudata, questi ragazzini, alcuni seconda generazione, altri italiani, ma forse questo poco importa. Sono noti in zona, hanno colpito nelle sere precedenti a Monastir, a Fossalta, e probabilmente avevano bisogno di questi spiccioli, di questi soldi per le giostre fondamentalmente. Esatto, l'ipotesi che insomma abbiamo condiviso anche con i carabinieri è proprio questa, nel senso che sembrerebbe che prima di andare alle giostre in queste sagre paesane, questi ragazzi, per accumulare qualche soldino, si comportino in questi modi. Quindi hanno colpito anche altrove nelle ultime settimane. Sì, esatto. Ecco, io colgo l'occasione per sottolineare una cosa importante che mi preme chiarire, per dare anche un po' di sicurezza a seguito di questo bruttissimo evento, che quei ragazzi che hanno compiuto questi atti non hanno nulla a che fare con i nostri ragazzi di Zenson e non c'è nessun collegamento con eventuali basisti o altre cose in locale. Ovviamente il suo punto di vista è importante da sindaco, tende a rassicurare la cittadinanza, però resta la gravità del fatto. Esatto, questo ovviamente non esclude il fatto che abbiamo alzato le antenne. Io ho chiesto ai carabinieri di aumentare i controlli sul territorio, anche serali. A breve, se tutto va bene, partiranno anche i controlli della nostra polizia locale su Zenson di Piave, sempre alla sera. E anche grazie al circuito di videosorveglianza, che è abbastanza ampio sul territorio, speriamo che non succeda più questo tipo di cose. Sindaco Dallanese, grazie come sempre per la sua disponibilità. Marta, con Simone Merlo da Zenson di Piave ti restituisco la linea. Grazie Christian, buon lavoro ancora. C'è anche un'altra notizia di cronaca, un aggiornamento battuto proprio pochi minuti fa dalle agenzie. Si tratta di un investimento mortale che c'era stato lunedì scorso, perché è stato individuato il mezzo che appunto lunedì scorso ha investito e ucciso Natalia Crisante, 81 anni, di Teglio Veneto, ma originaria di Cordovado, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Portogruaro. La donna era stata appunto investita ed uccisa. I carabinieri sono risaliti al mezzo grazie ad alcuni elementi rinvenuti sul luogo dell'incidente e alle telecamere di videosorveglianza della zona. Il mezzo pirata è un'autocisterna che appunto è stata vista transitare proprio in quella zona in un orario compatibile appunto con quello dell'investimento. Sul mezzo sono state rilevate anche delle tracce di sangue. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Pordenone. Naturalmente poi torneremo su questa notizia nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ed ora passiamo alla politica, perché dopo il no di Forza Italia il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione Veneto chiede chiarimenti sul progetto di aumento dell'addizionale IRAP da parte della giunta regionale. Lo ha reso noto il coordinatore del partito per il Veneto, Luca De Carlo. Il gruppo si è riunito, ha dichiarato De Carlo, e con il mio pieno sostegno ha deciso di chiedere al presidente Zaia e all'assessore Calzavara un momento di approfondimento su un tema delicato. Il nostro riservo in questi giorni è figlio della necessità di conoscere i motivi per cui un'amministrazione di centrodestra che dovrebbe calare le tasse ha deciso invece di aumentarle. Vogliamo sapere da dove nasce questa necessità e con quale strumento si intende operare. Il metodo che piace a noi, continua De Carlo, a essere coinvolti, poi nel merito valuteremo. De Carlo ha sottolineato che sulla proposta abbiamo ricevuto qualche slide, ma noi non abbiamo fatto alcuna polemica né buttad. Chi parla invece in maniera esplicita è anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Flavio Tosi, che contesta le cifre diffuse da Zaia e Calzavara, confermando il no del suo partito. Sentiamo. Preso atto che lui ha deciso unilateralmente di aumentare le tasse, al di là dei numeri che ha detto che insomma sono molto discutibili e non so da dove gli vengano fuori,
Però noi siamo contrari all'aumento delle tasse. Poi ripeto, i numeri che ha dato sui bar e su altro sono tutt'altro che quelli. Nell'inciso del leader degli azzurri in Veneto forse le dichiarazioni più importanti sulla partita dell'aumento dell'IRAP, contestato fin da subito dagli alleati, non ancora commentato dai colleghi di Fratelli d'Italia. L'aumento dell'IRAP è stato stimato dall'assessore Calzavara intorno ai 40 milioni di euro, a fronte di almeno 16 miliardi di tasse che la regione avrebbe fatto risparmiare ai veneti. Numeri che il governatore Luca Zaia ha ribadito oggi a margine dell'inaugurazione del lotto vicentino della Treviso Ostiglia. Ho visto i dati, un bar pagherebbe 14 euro in più, certo sono 14 euro in più, ma voglio anche dire che queste non sono risorse sprecate che torneranno come servizi che la regione erogherà, fermo restando che 16 miliardi non sono mai stati prelevati. Ogni partito decide di fare quello che pensa sia meglio e sia opportuno e noi andiamo avanti per la nostra strada. Matosi insiste sui numeri. Sono un po' detti per comodità di chi vuole aumentare le tasse e si trova isolato nella scelta di aumentare le tasse. Quando all'epoca si parlava di addizionale IRPEF si parlava di 300 milioni all'anno mal contati, quindi per 14 viene fuori 4 miliardi. Quindi quando Zaia dice noi non abbiamo applicato ai veneti 15/16 miliardi di tasse, non capisco di che numeri parli. Un agosto caldo per il governatore del Veneto, sulle barricate su diversi fronti, sempre più spesso colpito dal fuoco amico, e c'è chi, come il capogruppo trevigiano della Lega Alberto Villanova, inizia a parlare di campagna elettorale degli alleati. Io penso che il dibattito è giusto che ci sia, il sale della democrazia, dopodiché c'è una differenza tra chi ha l'obbligo di governare e chi ha l'obbligo magari di fare opposizione o di fare le pulci. Matosi ribadisce: su sanità e pedemontana abbiamo espresso il nostro disaccordo senza alcuna rappresentanza nell'esecutivo in regione, affonda. Non siamo mai coinvolti nelle decisioni. Luca Zaia ha deciso nell'ultimo mandato di escludere Forza Italia dalla giunta, di escluderla dalle presidenze delle commissioni e ripeto non è una questione di carica, è il fatto che le decisioni ti vengono comunicate dopo che sono state prese. La Procura di Venezia ha acquisito gli atti del Consiglio Comunale del 2 agosto scorso, nel quale il sindaco Luigi Brugnaro ha dato la propria versione sui fatti relativi all'indagine per corruzione nella quale è coinvolto, ed ha fornito alcune indicazioni sull'incontro con l'imprenditore di Singapore per la vicenda dei pili, il terreno a ridosso della gronda lagunare di proprietà del suo Blind Trust. L'intervento di Brugnaro viene esaminato a tutta la documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza nel blitz del 16 luglio scorso nelle sedi delle aziende partecipate del Comune e di quelle private. Sulla vicenda, che risale al 2016, Brugnaro era già intervenuto in Consiglio altre volte, in ognuna avrebbe fornito versioni diverse e quindi proprio per questo sono stati acquisiti agli atti questi dell'ultimo Consiglio Comunale di Venezia. Chiudiamo parlando del tempo e dell'esodo, perché è attesa per queste ore una nuova ondata di caldo con temperature e afa già alte che sono destinate ad aumentare ancora di più, con bollino arancione oggi per la città di Verona per quanto riguarda il Veneto, mentre sabato sarà innalzato la soglia anche ad altre città come Venezia e Trieste. Weekend bollente che coincide anche con quello dell'esodo estivo, l'esodo che è già iniziato questa mattina ma che entrerà diciamo nel vivo dal pomeriggio, soprattutto dalla giornata di domani, nella quale è previsto bollino nero. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni su come sta andando la situazione anche del traffico sulle strade della nostra regione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, è tutto per questa edizione, la sigla subito dopo le previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci.